Cosa stai leggendo? Un libro sulle profezie. Ha trovato lavoro? Ma chi? Tua zia. La zia? Ma quando mai? Chi? Hai detto che tua zia è una prof. No, profezia! No che mia zia è prof, ma una profezia, capito? Allora, hai visto che tua zia è una prof. E dimmi, che cosa insegna? Ma che vuol insegnare che ha 85 anni? Chi? È da 85 anni professoressa. Sì, non le vogliono dare la pensione. È in pensione o ha trovato lavoro? Alexa, ma dico, lo vuoi capire che mia zia ha 85 anni? Dico, può essere mai che ancora a scuola? Ho capito. Oh, finalmente. È stata bocciata a scuola per 85 anni. Alexa, fottete. Come ci spiego? E che faccio? Paro, era un cattivo cucciglio. Sei stanco? Stanotte hai fatto le notti... le notti... No, no, forti. dici cilecca, diretti cilecca. Ah, a posto, bravo. Ben distacco, si da mare. Da povera carusa di tua moglie sembra ragazzo che vai ci hanno per i pere. Ma che si ricchia così? E che feci? Devi fare che non diresti conferenza, vero? No, ma dopo ci spendi un sacco di soldi. No, lasciamo stare, va. Ci spinissi zacchi. Ah, come dire, se tutto che cavarai qua, tu spappagni da banna, ma cosa rimbazzire, Ma guarda. ci devi dire una parola, ce la posso Non dire? c'è dire niente, guarda, non ti meriti. Ci chiamo? Non c'è chiamando, vedi, manco un saluto. Allora ci canto. Non ci cantare! Ma non ne sei? Tu mi stai vedendo? No! E non faccio manco io nessuno. Allora canto. Quella sera in discoteca una tizia mi ha guardato e mi sono avvicinato. Gli ho gridato da vicino, sogno mezzo ballerino, vieni cato un baro io. Posso offrirti da bere, mi registi si va bene e non ti fermasti più. Glu 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 glu. Dopo 17 cocktail, soldi non avevo più. Tempo mezz'ora da imbriagasti, mi salutasti e poi ti nisti. Una cosa sola stanotte io faccio. Se non mi fai chiamare la tua casa, non svegli un palazzo. Ma la parola c'era l'intenzione, disgraziato. Allora se tu che ti metti a suonare i citofono la notte. Hai chi è corretto, non mi fare chiamare chissà che. Ma perché chi è corretto che tu non devi fare chiamare? No, ci spendi 150 euro di cocktail. Di? Cocktail. Chi è su E cocktail? di caga non c'è casa più. Kicktail, che non sa parlare l'italiano. Chi tai, solo soldi chi tai. Chi tai. Ma vuoi fai che danno l'ignoranza che andrà remoto. E a volte poi sprofondi nella malinconia. Per esempio, voleva sempre lei l'accontentava in tutto, voleva il cane, sempre cane. Moriva un cane, se ne faceva un altro ed era sempre un cane. I cani piccoli devono essere toi, i cosiddetti cani toi, fatti i cani toi, non sa fare i cani soli. E io andavo sempre al cane, al chihuahua, al pincher, allo Yorkshire, che si chiama Yorkshire, che si dice, volevo Yorkshire perché c'era a fare la codina a cacu, fiocchetto. Io il cane sempre cabba, pure quando dormivo. Sai che cazzo si ingiornava? La notte dormivo, si ingiornava la mano, sai che video che cosa si ingiornava? Voleva il pincher, voleva lo Yorkshire, il chihuahua, il pincher, tutti i toi. Il chihuahua, sto occhi fuori che secondo me questi cani con sneak, con l'occhio fuori che quando nascevano ci spremavano la panza, ce ne uscivano l'occhio fuori. Il pincher voleva il pincher che ci aveva a mettere un cappottino, il pincher ci aveva a mettere un cappottino. Ho immaginato a maggio a passeggiare a Mondello, come pincher era l'unico cane con un cappottino. Camminava con due zampe e con la volta si ventoleava, mi stava brutto sbagliato, come un canuzzo, cioè, una volta addirittura andò a fare la ricerca del cane più piccolo che poteva esserci sulla faccia della terra. Si chiama lo Spritz di Pomerania, è un volpino, tutto peloso, che è la razza diciamo più piccola, più toy, può arrivare a 4 anni a coprirti il palmo di una mano. Nico. Tanto Nico che la zecca dice, non cazzo mai mettere, Nico, sa zecca, perché proprio Nico.
Cioè tu certe volte si ammazzava a zecca questo cane, rischiava di ammazzare un cane, a zecca che pigliato. Ma me lo dovevo immaginare. Perché quando io l'ho conosciuta, a Luisa aveva un cane, una cagnetta, si chiamava Chicca. Io mi ricordo quando andai a trovare la prima volta, cioè, mi dice dai vieni, ti faccio conoscere i miei genitori, speriamo che tu possa piacere a mio padre, a mia madre e a Chicca. Ci si Chicca sarà Francesca, suo suoro, tuo suoro. No, Chicca, la mia cagnetta. Come si chiama? Chicca. Si chiama Chicca. Chi cazzo è il nuovo? Sì. Insomma, fatto sta che io mi presento a casa sua. Questo cane non era un cane di razza, una cagnetta di razza, era una cagnetta, era bosapillo, perché aveva la orecchie, era di taglia, o pelo, ancora, non lo so, c'ha per essere un orgia cani e nasce questa cagnetta. Con tutto l'amore per i cani non si poteva taleare. Poi arraggiata, appena arrivai a casa, sta cagnetta tutto il tempo. Mi vedeva a mia, mi presenta a suo padre, mi presenta a sua madre, piacere, e la cagnetta. Tutto il tempo io ero a mangiare, a cenare questa cagnetta. Tant'è che io poi mi ero fatto l'orecchio, tant'è che a un certo punto sentiva questo rumore. Ma se spascio il motore l'acqua, c'è qualche cosa che non va? Non lo so. Questa cagnetta proprio non mi poteva dire. Dice no, ma tu non la guardare negli occhi perché si sente sfidata. E io stavo tutto il tempo seduto nella tavola, catalava in alto, tancata, questo cantava appena mi avvicina, sempre che ringhiava, mangiavo e ringhiava, finivi di mangiare e ringhiava, menneva e ringhiava tutto il tempo, camorria, questa cagnetta, fino a quando non tornava a casa. Quando mi sono sposato, mio ex suocero, come diceva, c'è compreso a no prezzo e me l'ha portato a prezzo. Prima notte di matrimonio, Chicca era abituata a dormire ai piedi del letto della padroncina e io, prima notte di matrimonio, me la trovava né per il letto. Mi sa così che mi dava tutto il tempo. A quel punto io, insomma, prima notte di matrimonio, diciamo, io tentavo un approccio la prima notte sentivo che allungava di mano, non capiva, appena vedeva che allungava la mano, stava un tono a mezzanotte, citofono che duro questo però, ma state facendo, stava Gico Flex, che state facendo? Perché lui sapete, a quel punto non ce l'ho fatta più, scusami, e ho detto, Luisa, un bozzolo con questo cane mi sono dopo, cioè non è che non mi sento a mio agio. Lei devo dire che l'ha capito, si alzò, prese il cane, lo spezzò, lo diede su quello non ci insomma prese il cane e lo portò in una stanzetta che era vuota, quella che era destinata, diciamo, all'eventuale figliolanza. E niente, l'ha appoggiata a terra, io accompagnavo, e sprigiosamente taleavo, e prima che era poi e chiudevo. La domanda è, un cane di norma quanto può cacare in un giorno? Cioè vuote, adulto. Un cane quanto può pisciare in un giorno? 5 volte. L'indomani mattina apri la porta della stanzetta e c'erano 15 pisciate e 8 cacate in una notte. Immaginate? Io ero a poeta. Lei accucciata davanti alla porta che mi guardava. Non ringhiava, ma il suo sguardo palesemente voleva dire t'ha vittisi stanotte e ora spala sta merda. Ci vuole pazienza quando il marito si infila nel bagno per fare bisogni importanti e si porta un giornale, il tablet, il cellulare, la PlayStation, la Switch o
la Gazzetta dello Sport, si porta tutte cose, porta il computer, la chitarra, si fa un trasloco per dire in bagno. Forse ci dorme pure, ma vatti qui da porta, lo lasciate da rinto. Care mogli che vi lamentate perché i mariti quando si fanno il bagno, la doccia, usano il vostro balsamo alle erbe tibetane pisciate sapito donne, che ogni boccettina costa 80 euro e vostro marito lo usa tipo detersivo per i piatti, vi capisco, abbiate pazienza. Fatelo lavare in giardino, qua pompa. Ci interessa. Non è che ti mettono una zanzaniera, non segno io che mazzo. Disgrazia. Disgrazia. Chi è da rubigliato ora? Non smettere mai di sognare. Oh, allora svegliati! Ah sì, buongiorno Lella. Buongiorno, Pittia, per me ho mai scurato. Ho fatto un sogno bellissimo oggi. Ah, davvero? Sì. Con dimmillo, può darsi che io sboffio e mi abbucchi i soldi. Allora, ero su un'isola. L'isola 27. Ieri sola sopra questa isola. Sì, e il mare era agitato. Agitato insomma la Cristiani, 41. E dimmi un'altra cosa, il tempo com'era? Nuvoloso o con piogge sparse? C'era la tempesta, Lella. La tempesta io 30 rui. Niente, 27, 41, 30 rui. Un bello denno, con un coppo. Ma che ti schidavo a suoneria? No, vado a cercare Peter Pan nell'isola che non c'è. Volo! E vuoi intanto io mi ne giro da becchino. E speriamo che mi nessuno sti numero faccio denno. Non ci rico a nudo e mi mucco tutti io i soldi. Cammara, ora me lo puoi confessare in punto di morte. Ma tu mi hai mai tradito? Ma c'è razio. E se poi non muori?